quest'anno. Tanto attenzione all'Arabia che si fa vedere, arriva il pareggio dell'Arabia Saudita al 48esimo minuto. Incredibile. Al-Sheri ha segnato. Al-Sheri alla prima occasione, azione che si è sviluppata sulla sinistra, poi tiro ad incrociare e che si è spento sull'angolo più lontano. Tra poco lo andiamo a rivedere per capire anche come sia stata sorpresa la difesa dell'Argentina. Siamo al 48esimo del secondo tempo, è arrivata a sorpresa, dobbiamo dirlo, il pareggio dell'Arabia Saudita, che praticamente al primo tiro in porta poi ha fatto male all'Albiceleste. Sì, tra l'altro primi minuti un po' confusionari, no? Vedo le squadre, diciamo, non schierate bene come nel primo tempo, e c'è stata questa improvvisa imbucata contropiede dell'Arabia. Sì, perso proprio per vie centrali, poi questo tiro ad incrociare dove credo che il portiere, anche forse deviato con il polpaccio, non credo che il portiere potesse qualcosa. Sorpresa la difesa dell'Argentina, chiamava così anche per una palla persa a centrocampo. E adesso c'è bisogno della reazione dell'Argentina e dell'Albiceleste, no ragazzi? È normale che quando queste partite non le chiudi, poi vedi, ti mettono il naso una volta, passano una volta la metà campo e ti fanno gol. Però è una palla persa brutta in mezzo al campo. È brutto anche perché, ripeto, non ci avevano fatto praticamente nulla. No, davano la sensazione, ma proprio di poter essere pericolosi. Fino ad oggi, poi fino ad ora, però vabbè, cambia poco perché bisogna continuare, bisogna fare gol, bisogna riaddirizzarla subito, perché se queste partite te le porti fino alla fine così, poi vedi, può succedere una cosa del genere e ti ritrovi sotto. Ci prova ancora, attenzione all'Arabia Saudita, qui allontana in qualche modo la difesa. Ha subito un po' il colpo forse l'Argentina dal punto di vista, attenzione che gol, addirittura il vantaggio dell'Arabia Saudita, ragazzi, 2 tiri, 2 gol. E questo è un golasso. Sì, Al-Dawsari era il numero 10 di cui parlavamo prima, ha fatto 71 gol in 308 presenze all'Hilal. Partito dal vertice alto a sinistra, è rientrato sul destro, ha liberato il tiro, l'ha deviato, diciamo, il portiere dell'Argentina, non abbastanza, palla che si è andata ad insaccare, e lo stavamo dicendo, sembrava aver accusato un po' quel colpo l'Argentina dopo il gol del pareggio, Diego. No, purtroppo è così, è pazzesco, ragazzi, il calcio è così. Il calcio tu li rimetti dentro una squadra scarsa, che ti viene a prendere alto, ti mette in difficoltà e purtroppo poi dopo succede che prendi questi gol allucinanti.